interpretato bene la partita, fatto una partita di spessore, abbiamo creato molte palle gol, non siamo riusciti a metterla dentro. Comunque la squadra ha fatto una prestazione importante, insomma, di livello buono. Infatti il problema è la sterilità offensiva. Ma no, perché alla fine le occasioni le abbiamo anche avute, quindi non siamo stati determinati o cattivi o fortunati a metterla dentro. Quindi un conto è quando non crei occasioni da gol, ma mi sembra che occasioni da gol ne abbiamo create un sacco. Seconda parte della partita, secondo tempo abbiamo giocato nella loro metà campo, quindi sì, la partita è stata svolta nel modo giusto. È mancato il gol che dovremo migliorare sicuramente, e lavoreremo in settimana, insomma, per trovare qualche soluzione offensiva migliore. Beh, penso che il pareggio a noi fa comodo, perché sicuramente un campo come questo è un campo difficile, con una squadra molto fisica, abbiamo sofferto forse sì la fisicità e il possesso palla della Giulia. Abbiamo cercato di andare avanti purtroppo con lanci lunghi, perché non trovavamo molto spazio nel fraseggiare in mezzo al campo. Ci siamo difesi molto bene, è la prima partita che non prendiamo gol e già questo per noi è un passo avanti. Purtroppo è anche la prima dove non lo facciamo, però appunto una squadra molto, molto forte fisicamente ci ha messo un po' in difficoltà.